Tra cassi integrati e licenziati il conto della crisi per la provincia di Venezia è salatissimo. Ora sono a rischio altri 54 posti di lavoro di un'impresa di verniciatura che sta per perdere un appalto della Fincantieri affidato a un'altra azienda. Oggi il presidio davanti alla sede dell'assessorato al lavoro. Servizio. Un primo risultato lo hanno ottenuto i dipendenti della Navicolor, società veneziana da oltre 40 anni, appalto della Fincantieri. Mercoledì mattina in prefettura ci sarà un tavolo con azienda e sindacati per tentare di salvare il posto a una cinquantina di dipendenti che verrebbero sostituiti da altri lavoratori di una società ligure che avrebbe vinto l'appalto al ribasso per l'ultima grande nave in cantiere a Venezia. A fare da mediatore l'assessore al lavoro della provincia. Il prefetto ha capito immediatamente la problematica e abbiamo ottenuto subito un tavolo per dopodomani alle 10:30 in prefettura. Il sindacato chiede l'impegno della Fincantieri per salvare il lavoro in laguna. Se cambia l'appalto, la società che prende l'appalto si deve prendere anche i lavoratori e deve mantenere loro le medesime caratteristiche dal punto di vista delle condizioni di vita e di lavoro, ma anche di reddito. Una gara, un bando di gara può vincere chiunque, ma a me personalmente, come ai lavoratori e ai sindacati, interessa di tutelare il lavoratore. Tra le imprese di appalto, centinaia di imprese di appalto, pochissime sono quelle che hanno sede legale in provincia di Venezia e questo evidentemente accade perché l'illegalità diffusa nel cantiere viene anche coperta con operazioni che hanno queste caratteristiche.